quanta gente ci sta? Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora siete pronti al grande cortocircuito walk, all'autogol spettacolare del politicamente corretto? E non spendiamo la metafora calcistica a caso, perché tutto questo andrà in scena ai mondiali di calcio nella serata di Seattle, cioè alle 5 di mattina di sabato, quello che sarà il nostro sabato. A Seattle c'è una partita dei mondiali che è stato anche stabilito sia la partita di celebrazione del Pride, dell'orgoglio Pride. Questo perché il 27 giugno, data della cosiddetta rivolta di Stonewall, è considerato l'inizio simbolico del movimento Pride negli Stati Uniti. Quindi l'amministrazione, ovviamente ultraliberal di Seattle, ha detto: quel giorno, la partita che si terrà quel giorno in città sarà la partita dell'orgoglio Pride. Piccolissimo particolare, piccolissimo scherzo del calendario: la partita in questione sarà Egitto-Iran. E incredibilmente le due federazioni calcistiche dei due paesi hanno trovato da ridire. Non erano entusiaste, per usare un eufemismo, che le loro squadre partecipassero a, diciamo, si inserissero in un evento che esaltava i diritti LGBT, perché incredibilmente non in tutte le culture, non in tutti i paesi si ha la stessa doverosa e sacrosanta attenzione ai diritti individuali e soprattutto al diritto di non essere discriminati per le proprie condotte sessuali. Cos'è successo, infatti? È successo che le due federazioni hanno chiesto alla FIFA che ogni riferimento al Pride sia vietato durante la partita. La FIFA ha cercato, come dire, una forma di mediazione, per cui da un lato il presidente Infantino ha detto che non era prevista nessuna partita del Pride, è un'iniziativa dell'amministrazione di Seattle, la FIFA non c'entra niente, ma chiunque è il benvenuto con qualunque bandiera, anche arcobaleno, che rappresenti l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Questo non è comunque andato bene alle due federazioni, per cui il compromesso trovato è che all'interno dello stadio non ci saranno attività, celebrazioni, diciamo rivendicazioni pubbliche in nessun modo del Pride, ma che i tifosi che volessero portare simboli e bandiere nell'impianto potranno ancora farlo, incredibilmente. E insomma si sono avvitati in un cortocircuito politicamente corretto spettacolare. D'altronde nei due paesi gli omosessuali non se la passano benissimo, diciamo. In Egitto non è formalmente reato essere omosessuale, ma ci sono parecchi orpelli legislativi che fanno da sponda una discriminazione sistematica di fatto, tra cui una famosa, tristemente famosa, legge sulla depravazione, formulata in modo volutamente vago e ambiguo, per cui sostanzialmente fa rientrare l'omosessualità in questa casistica e prevede una pena che può arrivare fino a 17 anni di carcere, anche con lavori forzati. L'Iran, vabbè, sulla condizione degli omosessuali nella Repubblica Islamica dell'Iran, purtroppo potremmo andare avanti, ahimè, sì, fino alle 5 di mattino quando inizia la partita. Basta focalizzare le immagini tragiche degli omosessuali impiccati in pubblico, torturati, seviziati, perseguitati in quanto tale, perché reputati esseri umani di serie B in base alla Sharia. Questa è la condizione delle persone omosessuali nei due paesi che, secondo la geniale amministrazione democratica di Seattle, stanotte avrebbero dovuto ottenere la partita del Pride. Disfatta, colossale, calcistica, una goleada, diciamo, ma nella propria porta, dell'ideologia woke. Grazie a tutti, a presto.